venerdì e oggi sono state consegnate ai genitori dei nidi e materne comunali oltre 120 lettere di sospensione per altrettanti bimbi non vaccinati, quasi il 10% dei 1400 piccoli iscritti nelle scuole pubbliche dell'infanzia vicentine, i cui genitori restano fermi sulle loro posizioni Novax, andando contro l'obbligo della legge che porta la firma del ministro Lorenzin, un obbligo che non sta bene nemmeno a quelle mamme e a quei papà che i loro bambini li hanno vaccinati. L'obbligatorietà secondo me è giusta, forse è stata troppo frettolosa, occorreva una buona informazione. C'è tanta confusione. Il modo è sbagliato, però credo che sia una cosa giusta per tutelare i nostri bambini e chi non può essere vaccinato. C'è chi dice che non c'è stata abbastanza informazione, e da una parte e dall'altra. Non so. Come vede questa idea di sospendere i bambini che non hanno fatto il vaccino? No, io non la condivido perché non c'è stato tempo sufficiente per metabolizzare le notizie e per fare le scelte. Da avere la possibilità di scegliere, poi si diceva che ci fosse la multa, eccetera, adesso ritrovarsi coi bimbi fuori ovviamente è spiazzante. Avete sentito bene, anche i genitori dei piccoli non vaccinati contestano la gestione dell'obbligo vaccinale così come decisa dal governo. Lo stesso governatore del Veneto in più occasioni ha confermato la necessità di una corretta informazione. Il Veneto ha un modello vaccinale diverso da tutta Italia, ce l'ha da 10 anni, è basato non sull'obbligatorietà, ma bensì sul dialogo. Il nostro modello di non obbligatorietà ce l'abbiamo da 10 anni, concordato con il Ministero della Salute, ed è un modello che è anche monitorato ogni 6 mesi. È un modello che noi condividiamo non con il resto d'Italia che ha un modello diverso, ma lo condividiamo con 15 paesi europei. Un modello vincente fino a oggi, da 10 anni. Peccato che la Regione debba sottostare a una legge statale che cozza molto con parole come democrazia e dialogo.